la chiesa di Sant'Anna dei Lombardi, ma non è il suo nome originario. Per i miei saluti a voi, per quanti non lo sanno, vengo e mi spiego. Siamo nel 1400, cioè no mo, siamo nel 1400, la storia inizia con il volere della costruzione di questo complesso di Gurello Origlia, che stava a corte di re Ladislao di Durazzo, che volle inserire in questo monte i monaci benedettini bianchi del ramo della Toscana, e loro che fabbricavano il sapone, infatti col sapone si autosostenevano per la costruzione proprio di mobili, vabbè, autosostenersi insomma. Ma la chiesa, che si chiamava chiesa di Monte Oliveto, divenne poi chiesa di Sant'Anna dei Lombardi perché i monaci benedettini che fecero questa città nella città, nel 1799 collaborarono con i Giacobini, con i francesi. Così al ritorno di Ferdinando al trono li scacciò via e diede spazio all'arciconfraternita di Sant'Anna dei Lombardi, che purtroppo i confratelli persero la casa in seguito ad un terremoto. E iniziamo il nostro viaggio all'interno. Entrando in chiesa a destra possiamo vedere la cappella Correale, con una particolarità: un puttino di Michelangelo, cioè uno solo, sta là. Che cosa straordinaria! E ora ci andiamo a vedere il resto. Andiamocene. Qui in chiesa c'è la particolarità di quell'organo dietro di me, che è del 1600 e funziona ancora oggi, è stato ristrutturato. Un'altra particolarità è l'affresco che si trova dietro di Battistello Caracciolo. E un'altra cosa che ci tengo a dire, che durante la Seconda Guerra Mondiale, tornando sempre sullo stesso discorso, che pensavano che le chiese non venissero toccate, e invece abbiamo un soffitto di legno perché durante la Seconda Guerra Mondiale fu bombardata. E ora scendiamo nell'ipogeo del complesso. No, non è l'ipogeo, è a casa mia, che lo so, volevate vedere adesso tutto il resto, purtroppo il video è lungo, l'ho dovuto dividere, altrimenti invece di Sant'Anna dei Lombardi era Ben-Hur. Quindi per mostrarvi appieno quello che abbiamo visitato ho dovuto dividere in due parti, quindi un poco di pazienza. Cominciate a condividere questo video, fatemi sapere nei commenti se ci siete stati e se vi è piaciuto. Domani la seconda parte, perché è bella e le avrei. Un bacione.